le spettatrici siamo qui, ecco, quindi no, non buttiamoci giù. No. Ecco, sono con Patrick Ricci, ecco, come dire, no, ci guardano sempre volentieri sia le siamo donne che in gli uomini, diretta. poi siamo sì, nel momento che stiamo registrando non siamo in diretta, solitamente ok. siamo in diretta la mattina, quindi entro le ore 13 telefoniamo anche alle 8:20 del mattino. Anni fa chiamavamo Bottura, poi ci ho fatto anche un po' di pubblicità perché dicevo che lo chiamavamo alle 7:30, ma in realtà si doveva vantare perché poi i risultati li abbiamo visti e serve anche un po' di marketing, no? Bisogna anche Ci sta. saperci fare. E quindi sì, come dire, siamo quasi sempre in diretta, quindi queste cose si fanno in diretta, ma in questo caso Patrick Ricci è il cuoco, posso dire così, posso permettermi pizzaiolo? Pizzaiolo, Pizzaiolo, sì. vabbè. Fornaio. Fornaio, ecco, bello, Fornaio. bello. Fornaio, anche perché c'è Proprio un proprio, altro mestiere. qui c'è un forno di fianco, tra l'altro non c'entra niente con lei. No, questo forno non c'entra Ah, niente ecco, con ecco, me. però No, ecco, no, no. fornaio, perché effettivamente la Fornaio, pizza sì. è una cosa del genere, è il numero 25, lei me lo conferma? 50 top pizza è comunque secondo il 50 top è pizza, 25. sì, solo 25. Ecco, quindi è il numero 1 in Piemonte secondo questa classifica, che non è fatta male. E quindi complimenti perché lei insomma fa la pizza in un certo modo, noi ci siamo già sentiti, e come dire, era un momento magari in cui Patrick Ricci era indaffarato, quindi l'abbiamo preso al ritorno della piccola Sì. vacanza dopo questo successo del 20 luglio a Napoli, c'è stata la premiazione, dopo poco lei chiaramente si è concesso qualche giorno. Assolutamente, di Ecco, vacanza, avevo anche ecco. bisogno. Sì. E quindi con la fine di agosto noi ci siamo ritrovati qui, quindi il giorno proprio della riapertura. Ecco. Sì. Ecco, Sì. bene. Sì, non ci voglio di faticare oggi, sono ancora stanco delle vacanze. Quindi dobbiamo Comunque aspettare un Fornaio, no, ci racconti un po' come nasce questo successo. A questo punto siamo a San Mauro Torinese, quindi chiaramente chi viene alla pizza, chi viene a mangiare la pizza qui viene appositamente ormai da ogni dove, immagino. Anche con Sì, questa vengono anche da San popolarità. Mauro, partono da molto vicino. Anche quelli del da posto, qua addirittura vengono, quelli sì, del posto, quelli del oltre, perché fanno- questo non è facile, questo essere non è- prefetti questo patria. assolutamente non è facile. Ecco, qui ci è Infatti, voluto un po'. Ci è voluto molto, sì, però due li abbiamo acquistati, quindi Eh. abbiamo fatto un grande passo avanti. Patrick Ricci è di Dove you from, cioè di quali Io origini ha? sono come li chiamano i bastardini un pochettino, perché mio padre è ciociaro, mia mamma è calabrese, Ah. io nasco in Francia e cresco a Torino, quindi ho mille influenze. La città francese? Siamo al confine con la Lussemburgo, l'ultima città della Francia, Villeroux si chiama, e siamo nel dipartimento di Metz, quindi Mosella. Quindi si è ritrovato a fare qui, si chiama Pomodoro e Basilico il ristorante. La pizzeria si chiama al momento Pomodoro e Basilico perché ai giorni contati diventerà Patrick Ricci. Ah, ecco. Quindi questa Perché è poi una- si è chiamata anche un altro nome ancora. Cioè, No, nelle guide sempre- hanno scritto un altro nome. No, hanno anticipato il nuovo logo. Ah. Hanno anticipato la nuova denominazione che abbiamo avuto. Ormai in questo momento qui abbiamo avuto dei problemi un pochettino con l'amministrazione comunale perché c'è dei cambi del sindaco e tutto, quindi Ecco, tutto Patrick Ricci. fermo e dobbiamo aspettare come sempre le cose della burocrazia italiana per mettere un'insegna, quindi abbiamo avviato i tempi, ma ormai siamo addirittura d'arrivo. Quindi lei, fornaio che fa le pizze in degustazione, comunque le fa un po', ne ho vista una qui bellissima, incorniciata, proprio come uno chef, quindi lei in uno spicchio mette gli ingredienti, si presentano molto bene come appunto i cugini francesi poi, no? Sì. Invece forse ci hanno insegnato loro di fare cucina francese, nouvelle cuisine, questi piatti come dire, che devono piacere anche all'occhio oltre a essere buoni. Assolutamente, sì, Ecco, sì, quindi- tutti gli elementi hanno un'importanza fondamentale, l'occhio, il gusto, l'olfatto, il tatto, l'udito, i cinque sensi devono essere tutti quanti raccolti, secondo me, anche nel piatto. Questo poi indipendentemente se uno fa pizza, se uno fa cucina anche di, diciamo, le cosiddette cucine da strada, vanno benissimo, ma tutto deve avere una sua importanza e quindi tutto deve essere in un certo senso misurato e lavorato e curato. Quello che vedete è comunque un ristorante, pizzeria, quindi ecco, si viene, mi sembrate di capire, comunque non è che c'è la fila fuori come da No, Franco no, Pepe, no, quindi si viene, si prenota come Assolutamente ristorante, sì, io quindi ha non amo- tutti gli svantaggi del ristorante, ci sono tutti qui, cioè, il fatto... No, è una scelta anche perché non voglio massa, Eh. perché il mio concetto è che comunque chi mangia anche la pizza deve passare la serata in tranquillità, quindi si siede e si alza quando vuole.
Il concetto della massa a me non interessa, non mi piace avere i numeri alti dietro, non mi piace neanche vedere le file chilometriche, anche se rispetto chi ha le file chilometriche. Sì. Per me l'esperienza, a mio avviso, l'esperienza di quando uno va a mangiare fuori è l'esperienza di uno che esce, si siede, mangia e si alza giustamente perché ha pagato anche salato, magari, quando decide lui. Quindi per me questo è il concetto, il tavolo viene venduto quella sera lì per quella persona. Quindi non facciamo ricambi, non forziamo la gente ad uscire, non ci interessano le code chilometriche, lavoriamo molto sulla prenotazione e sul just in time sempre di meno. Quindi sul momento Si prenota adesso diventerà anche Patrick perché... Ricci, lo troverete come Patrick Ricci, sono le cose, quindi è passato, ecco, quindi pomodoro e basilico, dico bene. Ecco. Pomodoro e basilico sì, è trapassato ormai. Ecco, quindi si prenota e quindi come dire, c'è l'entrée, la mousse bousse, ci sono queste cose come nella cucina, c'è il carrello dei formaggi. Rimaniamo qui per terra, siamo sempre una pizzeria fondamentalmente, quindi abbiamo sempre questa veste da pizzeria. Chiaramente abbiamo cercato di trasportarla in un ambiente un po' più da ristorazione, perché comunque il caos, come dicevo prima, non è un luogo su cui mangiare. Poi continuo a ripetere, rispetto chi fa il mestiere in un'altra maniera, però secondo me si va a mangiare per stare tranquilli, il vicino del tavolo non deve sorbire il casino del tavolo a fianco, quindi qua dentro sono vietate le tavolate proprio per quello, perché l'ambiente deve rimanere tranquillo, la gente deve rimanere serena. Chi si siede al mio tavolo solitamente non è che arriva tutto felice, ma magari ha dei problemi della giornata, ha problemi familiari, potrebbe avere dei problemi anche momentanei, ed è giusto che viva in serenità la sua esperienza, perché comunque è come se dovrebbe trovarsi a casa e magari in un certo modo, anche in un certo senso, in un ambiente tranquillo. Questo mi sorprende, perché forse è una caratteristica che non ha nessuno di questi che hanno 3 spicchi come lei, che sono una cinquantina, poi ci sono i primi 50, nel senso che, come dire, la pizzeria in un certo senso è sinonimo di tavolate, quindi giro pizza in degustazione obbliga a essere chiaramente più di 2, 4 comunque, no, c'è giusta magari a 6. C'è gente che fa degustazione a 2, si può fare tranquillamente, senza nessun tipo mi di sembra problema. che sia il suo caso. È il mio caso, sì. Ecco, perché Sì, poi, sì, come dire, le sue prenotazioni sono un massimo di 4? No, le mie prenotazioni sono un massimo di 6, 8 massimo, proprio massimo una tavolata da 8 a sera, non di più, ma adesso sempre di meno, perché ormai anche la gente ha capito il concetto di questo locale qua e chiaramente vengono più, diciamo, in un numero più ridotto, ma poi voglio dire, anche un tavolo da 8-10 persone non si parlano tra loro, quindi non ha neanche senso che coesistano qua dentro, non possono neanche condividere l'esperienza della degustazione questo e anche della serata, è vero. e quindi bisogna ritrovare la tavola. E trovare la tavola in tutti i sensi, che tu mangia pizza, che tu mangia un piatto di alta cucina o anche il piatto di casa, banale, la tavola è un momento in cui bisogna ritrovarsi tutti insieme, discutere, parlare, scambiarsi le cose della giornata, ma anche discussioni banali e tutto, ma cercare di fare un pochettino di finalmente comunità almeno a tavola. Abbiamo perso questo senso della comunità. A tavola oggi si cerca sempre di essere più dissociati che associati, bisogna ritrovare un po' di socialità, e secondo me questa era un'offerta che nel mercato non esisteva e a me è venuta spontanea a proporla, e vedo che ha avuto un bel risultato. Sta funzionando, ecco, Sta perché funzionando. magari, come dire, è più difficile comunque, ecco, fare... Beh, io ho buttato giù tante regole che erano imposte, diciamo, dal mood della pizzeria, no? Quindi la pizza da sport, le tavolate, faccio quello che voglio, modifico le pizze come dico io, decido di venire in 6 e poi mi presento in 4, queste abbiamo completamente eliminate perché comunque erano costi veri e propri dal punto di vista aziendale. Se poi lavori con una materia prima che ha un costo leggermente più alto, quei costi sono ancora più enormi. Avevamo costi dal punto di vista anche di servizi, perché comunque sono disservizi. Avevamo costi come sprechi, perché se uno deve aumentare la linea perché non prevede se chi viene a cena vuole una parte in più o una parte in meno, vuol dire creare degli sprechi e quindi buttare. E poi costi sul personale, perché alla fine ti obbliga ad avere più personale, meno qualificato, perché bisogna andare molto in velocità. Io ho preferito andare al contrario, andare proprio controvento come il mio hashtag, cioè dire no, io devo avere un servizio che sia al massimo efficiente e il personale deve essere al massimo preparato e l'ambiente deve essere al massimo tranquillo. Come si chiama l'hashtag? Controvento. Ecco, Controvento è un hashtag che è nato perché un po' è questo qua il discorso di andare un po' contro le regole che si erano create per abitudine, diciamo, anch'io lavoravo vivevo in questo modo qua.
su una pizzeria, considerata pizzeria in Italia, oggi è considerata, per quanto se ne dica, comunque era il fast food all'italiana, tramutato. E secondo me invece la pizza era un piatto nobile, si poteva rendere nobile e anche l'ambiente in cui ci si sedeva a mangiare doveva essere consono per rendere nobile questo piatto qua. E noi siamo convinti di questo. Io sono è riuscito a realizzare convinto, quello che quindi... forse la guida Michelin con la stella che potrebbe darla, dai, a un ristorante come il suo, detto sinceramente. La Michelin è una cosa a parte, è nata ecco. per altri scopi, è giusto che faccia il suo mestiere, noi siamo, adesso questo è un momento un po' particolare per la pizza, ma comunque noi siamo gente che lavora un prodotto che comunque giustamente la Michelin non ha mai considerato, se no perché non bisogna fare anche la Michelin per il kebab e così via, lascerebbero troppe... Sì, no, ma dovrebbero premiarlo come ristorante con il piatto forse più tipico della cucina italiana, è la pizza, cioè il ristorante italiano all'estero mi sembra che faccia la pizza. Lei, quando ho detto Milano Marittima è saltato sull'attenti, sa che c'è un ristorante che si chiama Caminetto. Assolutamente, famosissimo. Ecco, sicuramente lei sa anche gli incassi che fa, perché è quello che poi, come dire, ha reso comanda famoso, e si mangia la pizza, anche perché col pesce, come dire, la focaccia è sicuramente l'ideale. E quindi viva il Caminetto, viva qua Patrick Ricci, complimenti. Io chiaramente come dire, sarei curioso, ecco, se fossi arrivare da queste parti verrei qua e chiederei una pizza, insomma. Sì, se si ferma stasera si può mangiare una pizza. Anche 2, anche 3, anche 4, anche 5. Ecco. Cioè una, dice io voglio mangiare una margherita. Voglio mangiare una margherita. Sì, che non è più la mia... no, vabbè, per modo di dire, ci vuole una mozzarella chiaramente... No, facciamo, semplice, per carità, facciamo, sì, però ecco. non siamo più, c'è anche da dire questo qua, perché c'è molta confusione oggi, c'è tanta confusione oggi, perché tutti parlano, no? E la mia è una proposta di pizza che è diversa dalla napoletana, io non faccio pizza napoletana, ma faccio una pizza di un altro genere. Che voglio dire, in Italia esistono tante forme, ma sono sempre esistite tante forme di pizza. Se pensiamo a quella casalinga dei nostri diciamo, genitori, i nostri antenati, non era una pizza napoletana. La pizza a tegamino? La pizza in teglia, la pizza in pava, si usavano nei forni di una volta ai contadini e così via, ed erano fatte con guarniture completamente diverse, ma anche con tecniche completamente diverse, con farine completamente diverse, con ingredienti completamente diversi dalla pizza napoletana. La pizza napoletana ha il suo rispetto perché è una pizza che ha una storia, ma è una cosa che giustamente deve essere fatta da chi sa fare la pizza. In Italia, lo dico apertamente, di pizze napoletane ne esistono veramente ben poche. Elastica? No, che seguono il disciplinare della vera Napoli sono veramente poche, cioè voglio dire, non tutti, anche chi si spaccia per pizza napoletana non fa una pizza napoletana, le pizze sono tutte oramai personalizzate. I napoletani veri e propri, io a Napoli girando ho visto qualche pizza napoletana, ma sottolineo qualche pizza napoletana, cioè che rispetta il disciplinare, che va dietro diciamo agli standard che il disciplinare ha definito, quindi voglio dire, sfattiamo certi miti. Chissà se a Ciro Santa Babila fanno la pizza, può darsi, chissà, però io quanto il presidente lei si riferisce alla pizza verace napoletana, sì. Ecco, quello disciplinare è ben disciplinata e chi vuole fare la pizza napoletana deve fare quel genere di pizza, giustamente. Bene, a che ore apre qui la pizzeria? Alle 19. Alle 19, perfetto. Allora noi mangiamo una pizza, insomma, una pizza in due. Una degustazione. In due. Sì. Una pizza in degustazione. Sì. Quindi com'è il minimo? Alle 19:30. C'è un minimo. C'è un minimo, no, come funziona? Io sto telefonando. Sì. Ecco, io ho saputo del numero 25 50 Top Pizza, so che ha anche 3 spicchi. Sì. Quindi come dire... Ce le abbiamo tutte ecco, quindi presente ovunque. No, vorrei provare questa pizza, sono curioso, sì. Ecco, quindi chiaramente poi ne potrò anche parlare, no? E quindi ecco come si viene a pomodoro e basilico, ecco, io vorrei capire, io arrivo alle 19. Su internet scrivono in treno, in aereo, come si raggiungersi, in treno, in aereo, noi siamo già arrivati, in macchina, ecco, a piedi. Lei faccia finta che noi siamo già in Noi abbiamo anche una scelta in più, potete venire anche in barca perché abbiamo il Popo poi di fronte, quindi abbiamo oltre l'aereo. Questa se arriveranno altri riconoscimenti tipo la Stella Michelin, chiaramente è tipo Breon Thames, vicino al castello di Windsor, dove ci sono 2 ristoranti in un piccolo villaggio con 3 stelle Michelin, dove si può arrivare volendo ancora oggi, appunto, in qualche modo via Tamigi, in realtà è una cosa che non si può più fare e quindi qui invece questo è il Po. Questo è il Po.
piccolo fiumiciattolo della esatto, regione si di può arrivare, Piemonte. so che è navigabile, quindi c'è questa possibilità, quindi ecco, arrivando alle 19 io posso provare. 30, 19? 30, ecco, quindi già, ecco, quindi vabbè, dai, ce la facciamo, dobbiamo Sì. essere a Chamonix, ci vorranno 90 minuti, ce la facciamo, insomma, ecco, quindi va bene, Sì. va bene. E bene, a dopo, poi vi faremo sapere com'è andata, perché io non ci ho capito niente. Neanch'io.